Manca ancora e viene anche Filippo. Certo che viene Filippo. Ci teniamo tantissimo. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza, di aver accettato il nostro invito. Io sono la presidente purtroppo dell'associazione Vita Onlus Vivere Insieme ai Giovani della Terza Età. Parlerò più avanti dell'associazione e adesso presento i nostri invitati che sono qui presenti e poi passo la parola alle persone che devono fare. Scusate, sono un po' emozionata, è la prima volta che mi capita questa cosa. In sostituzione del dottor Mario Sasso, il nostro sindaco, che è l'assessore che comunque doveva essere presente, Angelo Barracco, è assessore alla cultura e spettacolo del nostro comune. E poi c'è il nostro assessore alla cultura e spettacolo della provincia di Oristano, geometra Serafino Corrias. Non è ancora arrivato il dottor Pizzaris che doveva essere presente, lo salutiamo quando arriverà e anzi lo salutiamo comunque. E poi abbiamo l'educatore professionale del CSM di Ales, Filippo Bartolomeo, di dare iniziativa a questo avvenimento, a questo concorso. Poi abbiamo la signora Miranda Scalas, che è presidente dell'associazione Meeting di Zediani, che in pratica è una coordinatrice di Poi abbiamo l'onore di avere in casa nostra Barbara Narducci, che è l'educatrice del referente Centro per l'Autonomia. E infine abbiamo il nostro parroco Monsignor Isidoro. Siccome abbiamo una certa urgenza, io prima dell'assessore passerei la parola a Corrias, perché ha necessità di andare prima dell'orario che presumibilmente gli spetterebbe di parlare. Scusa se mi salto da lui. Grazie. Grazie Presidente. Buongiorno intanto a tutti, io mi scuso se dovrò andare via fra un pochino, ma oggi avevamo da tempo previsto il saluto con i dipendenti dell'amministrazione provinciale. È previsto alle 11:30 e devo essere, anche perché è un compito a cui tengo molto, sono le persone con le quali tutti gli anni collaboro e allora chiaramente ci tengo molto a esserci. Buongiorno a tutti, saluto tutte le persone che sono qui presenti, non ripeto i nomi delle persone anche perché sembra che la vostra Presidente abbia fatto molto bene. Saluto lei e il parroco per tutti, anche perché io credo che in qualche modo possano rappresentare, possano fare sintesi un po' di tutte le persone che quest'oggi hanno in qualche modo
mano perché l'evento si potesse svolgere e si potesse svolgere anche nel miglior modo possibile. Noi siamo molto lieti, io per la delega che ho sono molto lieto di essere qua, anche perché vedo tanti amici. Bonarca lo è sempre stato, o a mio avviso, un centro particolarmente attivo per iniziative di un certo tipo, e allora anche quella di oggi conferma veramente la tendenza che quando c'è la voglia di fare le cose si possono fare, e come ho detto prima si possono fare anche in un certo modo. Le finalità dell'evento sono certo che saranno messe in luce meglio di me da chi ha promosso l'iniziativa, un'iniziativa io dico piccola ma grande, perché in questo periodo di grande crisi non è neanche facile fare iniziative di un certo spessore. Allora sul serio bisogna dare un plauso, bisogna fare un plauso a chi con tantissima passione ci pone veramente il proprio impegno per far sì che le cose riescano. Io non aggiungo altro, sono anche qua per portare gli auguri dell'amministrazione provinciale, gli auguri miei veramente personali, ma anche di tutto l'ente. Come sapete, le province non vivono un momento molto bello, nel senso che all'inizio dell'anno potrebbero anche non esserci più, però speriamo che questo non sia, anche perché in questi anni io credo che abbiamo fatto tante belle cose assieme a voi, e sarebbe un peccato perdere ancora la grossa possibilità di farne delle altre. Però se questo non dovesse essere, io sono certo che chi verrà dopo di voi, dopo di noi, potrà ancora dare una mano per far sì che iniziative belle come quella di oggi possano esserci. Ecco perché in chiusura mi sento di fare gli auguri alla ditta Onlus, che possa ancora fare tante belle cose come quella di oggi, tutte le persone che sono qua, tutte le vostre famiglie, i vostri cari, perché sia veramente un serenissimo Natale e un 2013 ricco di salute, prosperità e gioia per tutti. Grazie e buona giornata. Scusate un attimo, io devo completare adesso il mio discorso perché l'ho già finito. Devo dire ringraziamenti tantissimo anche alla nostra professoressa di musica Cristina Greco, direttrice del nostro coro parrocchiale. Chiedo scusa per le persone che non ho nominato e che purtroppo in un momento così sfuggono alla mente. Quindi grazie comunque doppio a queste persone che hanno collaborato, soprattutto alle persone che hanno aiutato tantissimo, le volontarie. Oggi vedete un bel tavolo pieno di cibo, di dolci e tante belle cose che con le loro mani gratuitamente hanno devoluto all'associazione. Grazie, grazie davvero a tutti. Ecco, un particolare grazie però lo voglio rivolgere alla giuria che l'anno scorso ha giudicato il nostro presepe il migliore tra i partecipanti. Pare che fossero 45. Per cui grazie di cuore a questi giuristi o giudici che con perizia hanno veramente rilevato la nostra bontà anche lì con le persone che si sono dedicate per mesi a costruire e fare realizzare questo presepe che
erano, tra le altre cose, era ambientato in Sardegna con costumi interamente cuciti a mano, inventati alcuni, poi con tutte le attività che ormai stanno anche scomparendo, tipo fare, che ne so, fare la lana, filare la lana, andare a fare altre attività, insomma, che ormai non ne abbiamo neanche più. Comunque ringrazio molto per aver avuto l'opportunità di concorrere a questo avvenimento, che ha consentito all'Associazione Vita Vivere Insieme ai Giovani la terza età, e io spero sempre questo, di essere insieme ai giovani, insieme a tutti, di realizzare, seppur in parte, ciò che contempla il proprio statuto, e cioè aggregare, unire, stare insieme giovani, anziani e bambini e rendere la nostra comunità più unita, collaborativa gli uni con gli altri. Con la partecipazione al concorso sulla Via dei Magi posso dire che Bonarcaro ha dato un'ottima risposta, un significativo passo nella direzione di un generale miglioramento collettivo. Questo Paese ha profonda vocazione mariana, con Nostra Signora de Bonacattoli, speriamo di non perdere, crede, perché radicato nella propria storia e nella propria etnia, in Cristo Salvatore naturalmente, e sua madre, la cui nascita è stata da noi rappresentata con un semplice presepe. Per quanto modesto, quanto da noi realizzato, vuole essere un richiamo al reciproco rispetto reciproco, per piacere, per tutti, per quelli che a noi sembrano diversi, soprattutto per quelli più deboli. Rispetto, ecco, mi duole molto quando sento denigrare una persona che non sembra come noi, sono molto migliori di noi. Allora, scusate, a poter chiusarina. Della sopportazione del vicendevole disinteressato aiuto. Percorreremo la Via dei Magi, stancante, piena di sacrifici e difficoltà, ma sempre con la speranza nel cuore di incontrare amore e pace, comprensione e tolleranza, attaccamento alle regole, comprensione tra popoli e vicendevole aiuto. Mi pare giusto descrivere in qualche modo il nostro lavoro. L'anno scorso era ricco di personaggi in costume sardo, l'ho già detto prima. Oggi invece il presepe è ambientato nella Palestina e nel deserto. Sembrerà un po' scoglio, per forza nel deserto non può essere pieno. Con meno personaggi, ma con altrettanto impegno e dedizione, lavoro, tempo e fantasia. Soprattutto bravissima, lo devo dire, Stefania, che ha una manualità veramente bellissima, ottima. Dio l'ha creata così. Allora, per questo notevole sforzo di edizione le persone che hanno collaborato meritano un minimo riconoscimento, poiché non posso fare di meglio pubblicamente, posso solo dire i loro nomi. Allora, Giovanna Maria Brundi, in ordine alfabetico un po' così: Stefania Capai, Pietrina Capai, Francesco Cossu, Teresa De Martis, Cosi Malai, Stefania Piastrella, la nostra benemerita, Giuseppe Piras, Francesca Ticchinaca, ecco, Antonina Vaca, anche se non si è vista ma ha lavorato diciamo senza farsi vedere, Michela Vigili, Cristian Congiu, che ci ha aiutato con la disperazione di non avere la luce e all'ultimo momento ce l'ha data, Paolo Pirella, Paolo Congiu, che comunque ci ha dato visibilità nel web, Giulio Pirella, che non vedo ma che è stata una persona molto molto capace e in pratica ci ha dato uno spunto su quello che è stato realizzato. Un grazie di cuore a tutti, anche a coloro che hanno contribuito ponendo gratuitamente nel
del prezioso materiale e manodopera. Certo è che tutti i bonarcaresi che ci siamo impegnati nell'organizzazione di questo evento abbiamo cercato di fare giungere a tutti un messaggio di facile interpretazione, ma di difficile esecuzione. La natività del Signore ha portato la luce nel mondo e ci ha regalato la redenzione. La nostra iniziativa comune ci porti a capire che vogliamo rinnovarci, che dobbiamo finalmente uscire dalla nostra indolenza, dalla nostra mancata voglia di migliorarci e dal curare con non sano egoismo le cose e i prodotti del nostro orticello. Pensiamo alla comunità della quale siamo parte integrante. Cerchiamo di essere altruisti e di dare ad altri il nostro paziente amore e le nostre risorse mentali. Buone opere, costruzioni, realizzazioni che migliorino la nostra vita e il nostro cammino di passeggeri in transito. Solo così Bonarcaro potrà riassaporare le gioie di un'esistenza comune, vissuta in serenità e pace a tutti. Grazie di cuore e buon Natale a tutti. Al nostro assessore Angelo Barracco, grazie. Buongiorno a tutti. Saluto dalla gestione comunale e dopo il benvenuto a tutti i presenti. Sarebbe dovuto essere presente il sindaco, ma mi ha telefonato un'ora fa dicendo che per motivi familiari non può esserci. Quindi io praticamente non sono preparato. Comunque, sulla via dei Re Maggi era una nobilissima manifestazione, appunto perché la sua finalità è quella di legare le cosiddette persone normali a quelli che hanno dei problemi fisici e mentali. Speriamo che questa non si limiti solo a una manifestazione esteriore, ma che continui anche nel corso della nostra vita. Io cosa dire? Ringrazio la Vita Onlus Bonarcado e tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione del progetto a Bonarcado e a tutti i forestieri che sono presenti e che loro si sono dati da fare perché anche nel loro paese si realizzasse una manifestazione del genere. Grazie a tutti quanti. Adesso passo la parola al dottor Pizzari che non è arrivato, vero nel frattempo, no? Allora, all'educatore professionale del CSM di Ales, Filippo Bartolomeo. Se non uso il microfono mi sentite tutti lo stesso? No, non peraltro perché mi emoziona. Allora, io innanzitutto vi ringrazio per l'invito e porto i saluti anche del mio distretto, di Ales Terralba, il mio responsabile e gli altri colleghi con cui 11 anni fa è nata questa manifestazione. Ora loro sono in servizio e io invece sono potuto venire qua con i ragazzi. Che dire, in questi 11 anni innanzitutto la manifestazione è nata dall'esigenza di riuscire a trovare un modo per comunicare con le persone tra virgolette normodotate che la malattia mentale o la salute mentale non è un problema. Molti sanno che i manicomi sono stati chiusi nel 98 con la legge Basaglia. Dovevamo trovare il modo per comunicare al resto della popolazione come convivere con certe persone, perché con la chiusura dei manicomi queste persone venivano reinserite nella società e in strutture che voi potete trovare in tanti paesi, o come se vogliamo utilizzare un termine antico, nei paesi, soprattutto nella cultura sarda, c'è sempre stato summachillotto del paese, no? Ecco, allora la manifestazione sulla via dei Re Maggi è stata anche la scusa per affrontare questo tema, dunque poter avere un confronto con tutte le cittadinanze con cui andavamo a interagire e a confrontarci anche su questo piano. La fortuna nostra è di aver trovato tantissime persone come anche Mirada, che poi parlerà, che sono stati degli amici favolosi di viaggio, che ci hanno aiutato a divulgare sia il verbo sulla salute mentale che anche il verbo sul presepe, una manifestazione che chi ha la fortuna di avere una famiglia, dei figli, ogni anno l'8 di dicembre va fatto. È una cosa bella perché oltre a fare l'albero crea anche il presepe in tutte le sue forme.
possono essere semplici, complesse, come stava dicendo anche la vostra presidentessa prima. L'anno scorso era un pochettino più complesso, quest'anno invece è diverso, però sempre un presepe che ci porta a ricordare tante cose, l'unione fra persone diverse, la solidarietà, e di conseguenza niente, vi ringraziamo ancora, vi porto anche saluti di Gianfranco, non so se riuscirà a venire oggi, anche di altri colleghi che collaborano giù a Oristano. Niente, speriamo che siano più numerosi, vi faccio anche gli auguri di buone feste.